Pronti al secondo tempo che scatta adesso col tiro praticamente da centrocampo da parte di Artistico, pallone sporcato direttamente tra le mani di Molon, poi va il rilancio per Ferretti e palla tra le mani stavolta di Santarelli. Pallone per Zamperini, c'è il pressing sempre di Ferretti, però con calma possono giocare i giocatori in maglia bianca, con Barbarella che se ne va a Tombesi ancora, Barbarella tocca al centro per il compagno e poi palla per Artistico che va alla conclusione, poi ci prova anche Barbarella dalla distanza. Bravo, e ancora Mario, una risposta del portiere. Tocco per Barbarella, ha provato la spizzata a cercare l'inserimento di Artistico. Palla però recuperata dalla Bacci Immobiliare con Pompei, toccato dall'avversario. Blando, andiamo un po' di ritmo, dai, andiamo a chiudere sta partita. Stiamo un pizzo per chiudere, ma non la chiudiamo, Diamo un tiro, abbiamo gol, Dai un po'. Pallone restituito sportivamente da Artistico dopo il tocco su Pompei, la battuta su Ferretti, salta insieme a Zamperini. L'ultimo tocco però è del giocatore della Bacci Immobiliare, allora rimessa dal fondo per il Cotton Club, serve un minuto a Zamperini, anche lui toccato nello scontro aereo con Ferretti. Stavolta ha avuto la peggio il capitano del Cotton. Santarelli che può rimettere lui in gioco il pallone e lo fa adesso per Blandino. Tocco in avanti, ancora l'anticipo però della difesa su Artistico, poi Eusepi, anticipo anche di Zamperini su Ferretti, sempre Blandino. Al rilancio per Artistico con Pompei attaccato alto dai giocatori del Cotton, si va al rilancio con sempre il numero 6 a lottare, stavolta contro Stenbock, ancora Blandino, non c'è fallo del giocatore della Baccia, allora Blandino costretto ad alzare il pallone. Fine, la palla è per il Cotton Club, il fallo lo ha subito il numero 6 Blandino che va lui al calcio di punizione, ancora un anticipo su Artistico, palla sempre per Blandino che scivola e regala il pallone agli avversari. Attenzione alla Bacci Immobiliare che può approfittarne, quel tiro di Stombeck. Murato però dagli avversari e in attesa del pallone sarà rimessa laterale con Pompei, pronto ad andare lui con le mani. Lontana Zamperini, c'è Tombesi con Artistico che in agguato, alla meglio Artistico, spingono tutti e due per il direttore di gara, non c'è nulla questo contrasto. Tocco ancora centrale, si va poi al lancio per Pompei che si era inserito, lasciato colpevolmente solo oltre la linea difensiva dal Cotton Club, non ne ha approfittato il terzino della Bacci, qui cercato ancora Artistico contro Cosimi, c'è ancora un altro anticipo. Fischia c'è un po', porco Dinci, non è che mi voglio perché è lui, lo vedi pure te da qua, quello che fa per Blandino, ancora lui a gestire il pallone, va al centro per il compagno, palla allargata su Barbarella, rimessa al centro troppo su Molon che va poi al rilancio immediato con Ferretti che si deve
impegnare per tenerlo in Bravo, campo ed è così. Poi Stenbock a tornare indietro saggiamente la Bacci Immobiliare che con calma deve gestire questo pallone, non lo fa e infatti la perde. Giordano con l'imbucata, aveva cercato il taglio del compagno. Attenzione qui a questa serie di rimpalli con Barbarella in area di rigore che non si è fatto trovare pronto. Ale, e dai! Arbitro! Quanto è passato? 5 e mezzo. Poi gli passa davanti, ha preso posizione, quello gli si aggrappa, prima la maglietta, poi mette la mano davanti. Dai Fata, fammi uno sforzo, fammi il secondo gol, fammi il secondo gol, Fata, dai, dai. Pallone rimesso in gioco per la Bacci Immobiliare, sale Pompei sulla corsia di destra, ancora Pompei, la soffiano via però i giocatori del Cotton Club, anche commesso fallo terzino in maglia viola. Il Blandino con calma posizionare il pallone per questo calcio di punizione che poi lascia Zamperini, pronto lui ad andare alla battuta profonda ed è così a cercare Giordano, controllo complicato, pallone restituito agli avversari per una rimessa laterale vicino alla tre quarti difensiva per la Bacci Immobiliare. Cercato Ferretti, attenzione a Blandino, attaccato sempre dal numero 6 della Bacci Immobiliare, costretto a spazzare via il pallone Blandino. Tombesi con le mani sempre su Ferretti, stavolta c'è Zamperini su di lui, il contrasto alla meglio il giocatore del Cotton e Giordano a portare avanti il pallone e lontano la minaccia per il Cotton Club. Poi Barbarella ha spinto e vistosamente su Tombesi, l'ha visto anche il direttore di gara. Stenbock in verticale, è arrivato l'appoggio su Rizzo, tocco di ritorno non precisa, allora rilancio sul quale può avventarsi Barbarella. Ottimo lo scarico per il compagno a rimorchio, arriva poi adesso la conclusione tolta praticamente dalla riga di porta da Stenbock, si salva la Bacci Immobiliare. Golo battuto adesso, pallone rimesso al centro e poi Barbarella che trova il gol del 2-0 con un gran gol. È arrivato il raddoppio del Cotton Club all'ottavo del secondo tempo. Stai andando benissimo Ale! Ale cattivo Vai Fabri, 2-0 Cotton Club che adesso sta iniziando a prendere sempre più controllo di questo match. Attenzione qui al pallone sporcato proprio da Barbarella. Giordano poi tenta un dribbling su Tombesi che non si concretizza, la potevano chiudere nel giro di un minuto i giocatori in maglia bianca. Qui tocca al centro ancora per Rizzo, manca l'aggancio al limite dell'area di rigore il 10 della Bacci Immobiliare, allora
Giordano a portare un po' a spasso il pallone, una zona rischiosa di campo, poi al rilancio sempre per Barbarella in chiusura Cosimi e al limite dell'area di rigore Molon va a prendersi il pallone. Ancora Eusebio allo scarico il pallone poi allargato per Pompei. Ancora Stenbock col dribbling che non riesce però a approfittarne il Cotton Club con questa scorribanda offensiva che poi si concretizza col gol di Giordano che riesce a trovare la rete del 3-0 per il Cotton Club. Andiamo, sì, va bene, le botte si danno e si prendono, vai. Gioca, 3-0 Cotton Club nel giro di 2 minuti, sembrano aver messo in ghiaccio il match giocatori maglia bianca contro una Bacci Immobiliare che però non vuole arrendersi. Qua Pompei a lottare, palla recuperata però ancora da Nolano, scarica su Giordano e poi all'indietro su Zamperini, 10° del secondo tempo, il punteggio che recita 3-0 per i ragazzi in possesso adesso del pallone. Mano! Tocco di mano vistoso da parte di Eusebi. Fabrizio è più avanti, fa. È più avanti. Calcio di punizione per il Cotton, arriva adesso il tocco all'indietro per Zamperini. Largo Blandino visto adesso. Ancora Blondino avanti il pallone, poi la sponda di Barbarella per il tiro del compagno. Pompei inciampa sul pallone, brivido per la Bacci Immobiliare, palla recuperata però dal Cotton Club, ancora Barbarella, tocco di ritorno per il compagno, palla rimessa al centro, non arriva il tiro, arriva il dribbling in area di rigore, gioca troppo Giordano col pallone tra i piedi, poteva essere 4-0 facile, invece hanno preferito giocare un po' troppo. Ma che dici che non ci sta? Che pure prima hai detto che non ci sta. No, io sento e ti dici no. Io sto giocando Ancora Rizzo, gabbiato da 3 avversari, infatti la perde. Barbarella carica lui il sinistro. Va bene, conclusione potente fuori dallo specchio della porta. Ancora Stenbock, ha toccato al centro con Zamperini. Sulla palla, Fabri. Trato forte su Ferretti. Quanto è passato, scusami? Calcio di punizione battuto adesso con Stenbock e poi di nuovo per Tomdesi. Vediamo se lascia partire il destro, allarga invece di nuovo sul compagno in maglia numero 5. Eusebi va lui alla conclusione, poi Ferretti col tentativo di mandare in rete il pallone, leva praticamente la traiettoria dalla porta di Santarelli che poi resta a terra con i crampi. Sì, però non cagate tutti il cazzo, vi dico la verità, raga. Io vi dico che sta buono, però non cagate tutti il cazzo. Quando cagate tutti il cazzo a uno dopo rosico, E Molon, e te, e quell'altro, dopo poi meno del culo, No, tutto a posto, ti ho dato ragione, però se vi cagate il cazzo al 7, dopo poi vi piede parti, Mi fate del culo, L'one rimesso in gioco. Sempre Zamperini, palla messa giù e appoggiata all'indietro da Artistico, sempre lui con lo scarico e la conclusione, poi dalla distanza di Nolano. Si chiude la Bacci con Eusebi, attaccato dallo stesso Nolano, costretto Eusebi a tornare indietro con Cosimi. Sì, Mario, bravo. E ancora un rilancio con l'anticipo di Zamperini su Ferretti, poi Blandino, tocco poi in avanti con la difesa che si chiude, recupera Ferretti, Pompei e poi Stenbock.
Bravo Mario, bravo Brando. C'entra il Bravo Fata. numero 5, sempre lui a giocare il pallone, e poi Ferretti muove Tombesi sulla sinistra, ignorato però dai compagni. Ancora Eusepi, larga adesso su Ferretti, si fa tutta la corsia di sinistra, poi va a sbattere contro però la difesa del Cotton con Giustini che porta via il pallone, poi carica al destro da lontano con Molon che si Non abbassiamo abbassa intensità, a bloccare il pallone. 10 alla fine, 3-0 Cotton Club. Eusepi in Sì, possesso Fabri. del pallone per Rizzo, scarico È preso, all'indietro È preso. e ancora Sì, Eusepi. Fabri. Abbassato molto Bravo, il Fabri. ritmo in questo Bravo, finale col punteggio che però sembra ormai indirizzato verso una delle due formazioni. Qui Ferretti attaccato sempre da Giustini, costretto Aspetta, ma- a scaricare su Tombesi. Eusepi arcato poi su Cosimi, non c'è spazio per andare in verticale, costretto a tenerla. Cosimi poi trova un'ottima traccia per Tombesi che vince un rimpallo, ancora Tombesi murato da Zamperini che anzi gli nega anche il calcio d'angolo, poi in uscita sbaglia il Cotton Club e pallone ancora giocato col tiro dalla distanza cercato dalla Bacci Immobiliare. Ale, ma La controlla Santarelli che arriva al time out. Santa, fagli da su con la palla, per Dio. Fagliela tirare su. Eri, come stai? Camminavi pure prima, che cazzo, male però camminavi. Pallone rimesso in gioco da Zamperini. Palla che arriva a destinazione per il controllo del compagno Nolano con lui. Tiro dalla distanza vicino all'incrocio dei pali anche stavolta della porta di Molon che però ha controllato la traiettoria del tiro. Qui Rizzo. Indietro su Eusepi. Sempre Stenbock di ritorno in verticale, ottimo per Eusepi che può portare avanti il pallone, va lui dalla distanza e il pallone che passa vicinissimo al palo della porta, difesa da Santarelli. Ancora Blandino, può portare lui avanti il pallone per Zamperini. Contro Empoli poi Giordano che ha cambiato fascia, poi il cambio gioco per la conclusione di Artistico data al volo stavolta col piattone, ottimo assist da parte di Giordano. Calcio meglio. Ancora Stenbock indietro per il proprio portiere, va al rilancio con Nolano subito ad accorciare sugli avversari, poi Zamperini se la va a riprendere
e parte il contropiede Cotton Club con Giordano, sguarda al centro e pallone per Zamperini, fa 4-0 il capitano al 18° del secondo tempo. Che? Calci male destro. Calcio meglio io destro, calcio meglio. E non risponde, Perché all'ultimo ha chiamato Alessio, non siamo sindacchi Ti stanno a fare riga a mezzo su sta fascia, Blandino. Giocano solo di qua. Giocano solo di qua, ma non vedi. Pallone allargato ancora per la Bacci Immobiliare su Aspettalo Ale. Cosimi. Punteggio però dice 4-0 Cotton Club, a lottare per almeno il gol della bandiera. Bacci Immobiliare che però ha fatto vedere cose discrete in questa partita, soprattutto il primo tempo è stato per abbondante metà, ampiamente in equilibrio. Qui Artistico messo giù e il fallo lo ottiene. Calcio di punizione con stesso numero 22 sul punto di battuta, andrà col mancino. Artistico col mancino, barriera piena per il numero 22 e pallone giocabile dalla Bacci. Parisce che nel frattempo è rientrato in campo e Artistico ad andarsela a lottare da solo, pallone che è diventato un assist, questa conclusione del numero 22. Pallone per Rizzo. Cosimi. Arriva al cambio gioco col pallone. Mette giù Eusepi. Le finte e poi lo scarico ancora su Rizzo che ci prova dalla distanza al piazzato del numero 10 sul fondo. Per ancora Zamperini preferisce lasciarla direttamente a Santarelli, poi Blandino per Empoli, cercato Artistico e viene anticipato qui Giustini ad anticipare lui l'avversario, palla buona ancora per Giordano che va a terra sul pressing di Tombesi, non c'è però il fallo e ancora Tombesi che può giocare il pallone, poi la sporca Giustini. Guarda che lo puoi fischiare anche sul 4-0, le regole sono uguali, E si resta in zona offensiva cambiano, per la Bacci Immobiliare, le ricerca del gol meno di consolazione, pallone spedito il più lontano possibile dalla difesa del Cotton che può riportare un po' sul baricentro della squadra. Stenbock per Cosimi. Attacca ancora Artistico che va a pressare praticamente quando manca solo il recupero di questa partita. Ancora Artistico, ottimo l'assist per il tiro al volo cercato da Giordano, pallone che dà l'effetto di essere entrato in rete ma termina sul fondo. Ancora una sventagliata col pallone messo giù da Cosimi. Sì, Fabri, bravo. Per Stenbock, tocco ancora per Cosimi.
porta un po' a spasso il pallone in maniera rischiosa, poi Tombesi, l'imbucata con Rizzo e il pallone che poi viene calciato in porta. Palla per Nolano, poggia su Blandino, poi in avanti per Artistico che ha provato la sponda senza trovare nessuno dei compagni. Eusebi, l'imbucata per Rizzo, Santarelli in uscita, legge bene la traiettoria e ha rilanciato subito per Artistico. Tiro col pallone tenuto da Empoli, può arrivare il controcross, arriva invece lo scarico per Nolano e fischia 3 volte l'arbitro. Vince il Cotton Club 4-0 contro la Baccia Immobiliare Football 8.